Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo con Luciano Murgia. Dove ci troviamo, Luciano? Qui ci troviamo a Ghenelugge, siamo in una delle porte del Supramonte di Urzulei in particolare, che insomma ci dà l'accesso ad addentrarci fino alla zona di Gorropu, di Gurtardala di Gorropu, e quindi oggi faremo questo trekking bellissimo. È un trekking naturalistico, lei è una guida naturalistica ambientale, ha fatto tante escursioni, ma cosa c'è da un punto di vista della longevità che ci permetterà di fare questo percorso? Quindi questa è una zona fortemente abitata, altamente con una densità di pastori molto alta, quindi qua hanno vissuto i nostri antenati. Urzulei è uno dei paesi anche della Blue Zone, quindi è anche uno dei motivi per cui queste persone poi sono arrivate fino a noi, belle forgiate da un territorio così aspro e selvaggio. Hanno vissuto su queste pietre, da queste pietre hanno tirato fuori con il loro sudore tantissimo e alla fine ci hanno lasciato in eredità questo posto favoloso. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum, da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum. Ci troviamo al centro del percorso di trekking che stiamo facendo. Abbiamo visto vegetazione, abbiamo visto caratteristiche delle piante e adesso siamo arrivati alla tomba dei giganti qui di Urzulei. Sì, questa è la tomba dei giganti di Tsukampe Saharkara, una tomba molto importante, si trova in un luogo importante, siamo nella zona di Gurtardala, quindi diciamo una zona molto isolata e si tratta di una zona molto selvaggia. Questa tomba, come le tombe, appunto noi siamo in Sardegna, quindi sappiamo cosa sono le tombe dei giganti, però diciamo che ha delle caratteristiche molto particolari, una tomba innanzitutto molto grande, quindi lunga complessivamente circa 17 metri mi sa,
come sono le tombe a giganti, una classica tomba a giganti con le corna, cioè la parte anteriore con le corna taurine, che hanno appunto questa forma che a braccia puntata sempre a est, con l'ingresso puntato a est, che ha anche la forma dell'organo sessuale femminile. E poi c'è la camera con l'ingresso, qui appunto vediamo la porta d'ingresso di questa tomba, dove venivano riposti sia i morti all'interno della camera e poi anche i doni, insomma, che venivano portati. È una sepoltura comune, quindi ci sono diversi villaggi. Qua c'è il villaggio di Ruinas, un villaggio molto grande, e qua sotto c'è la Sabischina Ortardala, che è un luogo magico, quindi dove sicuramente i nuragici venivano, perché c'è l'acqua che arriva da sotto, quindi veniva sorvegliata, era un posto molto importante per quella civiltà. Noi siamo qui e stiamo facendo un percorso che parte dai nuragici, ma che i centenari hanno fatto non solo per la gestione del bestiame, dei capi da seguire, ma anche alla ricerca del cibo. Sì, certo, qui loro da qui traevano il cibo, diciamo, perché comunque sembra che il posto sia molto brullo, anche molto, però vivevano in questo territorio, quindi dovevano camparsi da questo territorio. Qui ci sono dei boschi bellissimi di Leccio, quindi la tradizione di Urzulei è storicamente quella dell'allevamento di maiali, anche di capre, ma principalmente di maiali, perché avevamo appunto il bene bosco di Leccio, quindi le ghiande, e quindi naturalmente c'era questo utilizzo del territorio principalmente per questo. Poi c'è anche qualche pecora e qualche vacca. Tra l'altro qui è stato fatto il ritrovamento da ricerche recenti delle vacchette sarde di un pastore di Urzulei, che ha conservato le vacchette che sono state arrivate, tramandate nel tempo, delle vacchette piccoline, di cui hanno trovato poi all'interno del loro sangue il DNA 100% corrispondente con il DNA delle vacche ritrovate, dei resti delle vacche ritrovate nei luoghi, quindi è una cosa eccezionale. E allora non ci resta che continuare il nostro percorso e scoprire gli altri segreti non solo della longevità, ma del Supramonte. Sì, certo. Io adesso vi porterò, andremo verso Gurtardala, vedremo dei paesaggi favolosi, ci affacceremo verso Gorropu e verso Sagiuntura. Io non sono un archeologo, non sono una guida turistica, sono una guida ambientale escursionistica. Spero di avervi comunque raccontato un po' della nostra storia. Il ricco programma del Festival della Longevità ha previsto anche questo trekking naturalistico con la guida ambientalista che ci ha accompagnato in questi percorsi. Adesso lo spuntino sardo, le sensazioni. Le sensazioni sono di mangiare cibi assolutamente puri a chilometro zero, con un gusto, un sapore che raramente si trova nei cibi industriali di oggi, e abbiamo assaggiato salumi, formaggi e spuntini della tradizione sarda, e assolutamente tutti pieni di colori e sapori. Sono percorsi che completano quello che è lo studio della longevità. Voi avete girato anche il mondo. Le impressioni sulla Sardegna? La Sardegna è sicuramente una terra particolare e rara, si respira fin da subito diciamo, la cosiddetta aria più pulita, e sicuramente legata al tema della longevità c'è, oltre che l'alimentazione, anche il movimento, e quindi questa parte del programma dedicata al trekking, all'esplorazione di luoghi come questo dove siamo adesso, il Zulei. Abbiamo visto come l'alimentazione, il movimento, lo stile di vita
che permane qui in Sardegna siano tutti aspetti fondamentali. La parte del programma che prevede la scoperta di questi luoghi naturalistici è sicuramente il più interessante, e sono luoghi incontaminati, speciali. Dopo questa splendida escursione, passeggiata, camminata in questi luoghi, possiamo dire anche ancestrali, questi luoghi che rappresentano il Supramonte ma la Sardegna davvero a livello internazionale, lo spuntino, cosa abbiamo assaggiato? Quindi abbiamo fatto un po' una sintesi dei nostri prodotti tipici freddi, in questo caso non c'è l'arrosto, però tutto ciò che facciamo per antipasto l'abbiamo portato, quindi abbiamo portato tutto ciò che c'è di maiale. Arzulei è un paese abbastanza importante appunto per l'allevamento del maiale, quindi abbiamo prodotti come prosciutto, salsicce, guanciale, coppa e pancetta. Poi le olive, sempre prodotto Arzulei, quindi tutti i prodotti che vedete qui sono prodotti da noi, e quindi sia il pane che è prodotto sempre Arzulei, o le frittelle di zucchine. Insomma, ho 3 tipi di formaggio, abbiamo portato caprino, pecorino e misto. Tutto su cacio, tutto su prosciutto, sacosa e burco, insomma abbiamo parlato un po' di tutto ciò che ci rappresenta, ciò che rappresenta la nostra cucina, che naturalmente è simile o comunque molto vicina a quello che si mangiava un tempo, anche se prima erano un po' più. Luciano, facendo l'escursione ho notato una cosa, il cibo fa parte del contesto della longevità, però anche il camminare, quindi i centenari camminavano tanto, ci hai raccontato la storia anche della gestione mentre facevamo il percorso di quelli che erano i greggi, di quelli che erano i pascoli già da bambini, sì. Quindi la forma fisica era importante, quindi e anche il nutrimento. Assolutamente, io racconti di mio padre che era del 1926, quindi sono il suo figlio più piccolo, io quindi mi parlava di un mondo che non c'è più, però che lui ha vissuto appieno da quando era bambino, i miei zii che venivano qua con i maiali quando avevano 10-11 anni e dovevano stare una settimana con 2 pezzi di pane carasau e 2 pezzettini di formaggio. Mi raccontavano che erano bambini, quindi finivano tutto in 2 giorni, e quindi facevano i turni per fare la guardia ai maiali e andavano a Arzulei a prendersi da mangiare perché non riuscivano a stare. E loro stavano a 2 ore a piedi dal paese e da soli qua, perché dovevano fare la guardia ai maiali, che altrimenti in quei tempi, parliamo degli anni 50, rubavano i maiali, glieli avrebbero rubati, insomma. Abbiamo visto dei posti di grande bellezza, ma soprattutto di grande naturalezza. Cosa bisogna fare perché questo patrimonio venga ancora di più valorizzato? Quindi, come abbiamo visto, siamo andati a Peschino Ortaglia, abbiamo visto questi posti eccezionali, la tomba gigante di Saharkara, su questo barracco di Sahungiadura, sono tutti posti che lasciati così pian piano verranno poi deturpati o comunque consumati. È un bene che adesso dobbiamo conservare, per conservarlo bisogna gestirlo e quindi darlo in mano a qualcuno, delle cooperative, delle attività che riusciranno a trarne a viverci da questo ambiente che ci è arrivato a noi fino così integro e così conservato. Ne trai sì un sostentamento economico, ma lo comunichi e lo trasmetti a tutti i visitatori, conservandolo lo trasmetti, quindi sarà ancora conservato e tramandato per sempre, insomma, noi pensiamo che sia così, che debba essere così. Ti faccio un'ultima domanda prima di terminare lo spuntino, una domanda che hanno fatto a tanti ogliastrini, no? Qual è il segreto della longevità? Il segreto della longevità ha i segreti, penso che siano tante componenti messe insieme, appunto la vita sana, quindi la vita sana comprende il movimento fisico, l'attività fisica, quindi il mangiare sano, mangiare poco, magari non tantissimo, consumare ciò che si mangia durante la giornata, quindi uno consuma le energie che ha assimilato, ora si mangia, inutile uno pensa che ora mangia prodotti tipici di queste zone dove ci sono i centenari e poi campa 100 anni, no? Se poi sta sul divano col telecomando in mano probabilmente non camperà 100 anni, quindi insomma tutta una serie di cose come questo vino fatto con i vitigni della nostra zona, quindi noi ci facciamo ancora il vino, ci facciamo tantissime cose nei nostri orti e sono diciamo
ciò che dobbiamo cercare di conservare, di mantenere, perché è una dieta mediterranea tipica, nostra, particolare, stretta anche dei nostri territori, dove c'è anche il lardo, ma è un lardo buono, perché comunque di un maiale che cammina, un maiale che corre tutto il giorno per cercare da mangiare, quindi è molto più sano come tipo di lardo. Quindi tutto ciò che mangiamo noi in generale ci arricchisce, ci nutre bene, però deve esserci tutta una serie di cose intorno al mangiare che ci faccia poi durare tanto. E non so quale sia il segreto, è una domandona questa qua, non riesco a rispondere. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Bentrovati, il Festival della Longevità Continua, un festival fortemente voluto dal Consorzio Industriale Ogliastra e dal Supramonte. Siamo stati in un caseificio, che è il caseificio Gutas. Quasi tutti gli allevatori di capra di Urzulei vengono a portarci il latte e una parte degli allevatori di pecore di Urzulei ci portano il latte a noi e noi lo trasformiamo e niente, facciamo il formaggio. Piano piano col passare degli anni abbiamo cominciato a prendere un pastore, 2 pastori, 3 pastori, quindi ci siamo ingranditi. Con il passare del tempo ci siamo resi conto che c'era molta richiesta di pecorino e quindi avendo le pecore nel paese abbiamo cominciato a raccogliere un po' di latte di pecora e abbiamo cominciato a fare un po' di pecorino. E adesso non si equivalgono le produzioni, però si può dire 1/3 della produzione è praticamente di pecora. Il restante facciamo un po' di misto e il restante è capra.
Una piccola azienda ma con una grande eccellenza. Non possiamo non notare che un vostro formaggio si chiama Garroppu, come il percorso che abbiamo fatto noi oggi. È una scelta di babbo, anche gli altri. Tutti i formaggi, a parte la Frue, che la Frue si chiama Frue. Non la chiama nessuno Frue, solo Urzulei. Tutti gli altri la chiamano Casagedu, Fiscidu, pochissimi. In realtà il nome vero è Frue. Io ci ho fatto la tesi di laurea, parte dai romani. Si immagini, i romani parlavano già di Frue, quindi tutti i nomi sono collegati praticamente al nostro territorio. Sì. Su Neulacoro è una montagna, la punta di una montagna che c'è. Una dolina, sì. No, su Narcone. Esatto, su Narcone è la montagna più alta di Urzulei, su Neulacoro è una dolina che sta a fianco su Narcone. Quindi voi siete proprio la dimostrazione che il territorio, oltre a fornire il prodotto, fornisce anche il nome, di conseguenza è un connubio perfetto. Sì, esatto. Col passare del tempo ci siamo resi conto, alla fine Garroppu diventa sempre più famoso. Quando noi abbiamo fatto il formaggio, Garroppu praticamente non si conosceva. Poi grazie a Luciano, al grande lavoro di marketing che stanno facendo loro, si conosce sempre di più, ma cominciano a conoscersi anche gli altri posti. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Dopo i formaggi dell'azienda di Urzulei siamo arrivati a Villagrande Strisaili, sempre nel concetto della longevità e nel circuito Ogliastrino. Siamo giunti presso il salumificio di Villagrande, ci ha raggiunto Giuseppe Loi. Giuseppe, benvenuto in questo speciale sulla longevità. Come nasce l'idea a Villagrande di un salumificio? Grazie a voi per essere qui e avervi ospite nell'azienda che è fondata dalla mia famiglia, la famiglia Loi, e che nasce dall'idea, perché Villagrande ha una tradizione ormai centenaria sull'allevamento del suino, e suino sardo ovviamente, prevalentemente stattobrado e semibrado, e serviva uno stabilimento che facesse la lavorazione e portare a compimento questa produzione, che è una produzione di altissimo livello, che ci portiamo dietro come Anomea da anni, e dobbiamo solo tenere alto il valore di questo prodotto perché se lo merita tutto. Nasce dall'idea che c'è una fetta di mercato enorme, dovevamo studiare un qualcosa perché si uscisse dal sommerso, si iniziasse a lavorare in maniera seria dicendo ok, il controllo della qualità, ovviamente la provenienza degli animali, perché c'è tutto un discorso ovviamente legato anche alla peste suina, a quello che è successo negli anni. Noi siamo l'azienda che ormai è salumificio Loi, salumificio Villagrande, è un'azienda che lavora solo ed esclusivamente prosciutto sardo, cioè di provenienza di animali sardi. Come collega questa alla longevità, che è un collegamento che a me mi viene facile dopo tanti anni che ho seguito questo argomento anche da sindaco di Villagrande, credo che si colleghi benissimo, perché una parte della longevità non è solo l'aria che respiriamo in questi paesi, ma è anche l'attività che facciamo, ma anche l'alimentazione. L'alimentazione è quello che hanno sempre sostenuto gli studiosi, è una cosa importantissima della longevità. Perché? Perché l'alimentazione sana, non solo la dieta mediterranea, ma anche i prodotti tipici di questo territorio, la tipicità di questi luoghi legata alla tipicità di questi territori, credo che abbia un valore aggiunto importante. E questo credo sia il motivo che a noi ci deve spingere sempre di più a
non a parlare solo di longevità, ma a usare questo brand anche in maniera produttiva ai fini economici, e che le aziende crescano anche portando l'opportunità che c'è di far vivere questi territori a lungo sotto il punto di vista anche economico, e non solo degli anziani, che hanno un valore per noi importantissimo sotto l'aspetto della vita quotidiana, perché noi viviamo con loro e i loro consigli ci sono sempre molto utili e pratici. Il Consorzio Industriale dell'Ogliastra ha cercato ed è riuscito a creare questo Festival della Longevità in un circuito veramente con tante connessioni come quello dell'Ogliastra. Ma il Consorzio sicuramente ha occupato uno spazio che c'era disponibile, nel senso che purtroppo una delle debolezze di questi territori è fare sintesi. La sintesi tra tutti i comuni, metti assieme e fai e torna, ognuno ritiene che il suo sia il migliore. Noi dobbiamo vendere Ogliastra, e per vendere Ogliastra il Consorzio secondo me ha centrato un bel piano su cui ragionare e portarsi dentro i comuni. Chi ci sta deve seguire in questa linea, secondo me è una cosa importante per quello che posso capire io. I telespettatori non possono sentire la fragranza che ci sta avvolgendo. Ci racconta qualche caratteristica di questo prodotto? Ma intanto la provenienza dell'animale è importantissima, perché se l'animale deve essere sano, deve essere grasso, deve essere un animale geneticamente idoneo per fare il prosciutto. Di conseguenza, una volta che hai quel tipo di caratteristica, noi abbiamo riprodotto anche nelle celle un microclima ideale, che è il microclima che è parametro tra umidità e salagione e gradi di temperatura delle celle, che si sono stati fatti degli studi proprio nelle cantine migliori di Villagrande, dove prelevando i dati di quelle cantine migliori uscivano dei parametri. Studiando, il tecnologo dell'azienda, il dottor Perino, ha studiato a fondo questo tipo di attività in maniera tale da arrivare a riprodurre in scala, non dico industriale ma artigianale, un prodotto che sia il più vicino possibile a quello che viene fatto nella tradizione più antica nelle famiglie di Villagrande. L'altra cosa ovviamente è la stagionatura. Il prosciutto è un qualcosa che devi curare durante tutto il tempo, non è una cosa che puoi fare e poi molli lì, perché il prosciutto si vende quando ha 18-20 mesi di stagionatura, un prosciutto buono. Di conseguenza, per avere quelle caratteristiche durante tutto il percorso il prosciutto va lavorato, va toilettato, va sugnato se possibilmente più di una volta, perché la stagionatura deve avvenire, la deumidificazione del prosciutto deve avvenire gradualmente, in maniera tale che piano piano si arrivi ad avere quelle caratteristiche che ci contraddistinguono come prosciutto di Villagrande. Mariana Diaz Vasquez, un percorso straordinario nel mondo della longevità. Quali sono le tue sensazioni, quello che hai percepito? Allora, sono estremamente contenta di essere qui in Sardegna, specialmente in questa zona, perché non mi aspettavo niente di quello che abbiamo visto finora. Io sinceramente vengo dal Cile, quindi pensavo che la longevità avesse a che vedere semplicemente con un fattore alimentare. Vedo che non è affatto così, che oltre all'alimentazione ci sono tantissime altre cose che hanno a che vedere più con lo stile di vita e anche con quello che abbiamo visto, che sono lì affetti, quindi il fatto che qua si vive in comunità, c'è una relazione, c'è un rapporto fra le persone, un rapporto sincero e vicino, e questo lo trovo bellissimo, quindi sono estremamente contenta di essere qua e di aver potuto vedere tutto questo. Da un osservatorio come il tuo, internazionale, perché il tuo lavoro ti porta a scoprire tante realtà, ma in particolare questo della longevità, lo stiamo capendo qual è il segreto? È che secondo me il segreto sono tante cose, c'è il segreto che appunto parte dall'alimentazione ma arriva, come ti dicevo, anche allo stile di vita, quindi al fatto di stare insieme, di stare bene, un fattore anche ambientale, quindi il segreto appunto... Io non so se sia soltanto uno, penso che appunto ce ne siano diversi e già se in questo presturi, in questa occasione riusciamo a coglierne magari soltanto uno, io già sarei contenta. Dopo questo reportage cosa porterai a casa della Sardegna? Vorrei portare un po' tutto, vorrei portare tante cose, ma porterò sicuramente la leggerezza con cui prendete la vita, con cui prendete le cose che accadono intorno, e soprattutto una cosa molto importante è l'orgoglio sardo, che l'ho trovato fantastico. Questo orgoglio di portare avanti l'identità sarda, la cultura sarda, lo trovo molto bello, quindi vorrei anche
riuscire a farlo trasparire nel mio servizio, perché anche in Cile ci si possa un po' appropriare di questa forza identitaria che alcune volte a noi cileni manca. Continua il nostro percorso nel Festival della Longevità, qui tra Tortolì e Perdas de Foco. Ci ha raggiunto il dottor Gabizza che ci parlerà del seminario, di quello che è emerso. È un seminario completo, siamo soddisfatti. Noi come territorio avevamo bisogno che finalmente si parlasse di ricerca, perché i nostri anziani non è uno spettacolo, non devono essere spettacolarizzati, quindi faccio complimenti agli organizzatori. 2 giorni piena di ricerca, piena di contenuto, piena di territorio, piena di food, piena di cibo, piena di Sardegna, piena di Ogliastra. Finalmente siamo passati dalla fase della farina di ghiande e al tè con le fette biscottate, e invece adesso siamo veramente ritornati in Ogliastra e in Sardegna, siamo contenti. Un percorso naturale in armonia con il contesto ambientale. Si è parlato anche di quelle che sono le caratteristiche del territorio proprio a 360 gradi. Sì, tra l'altro la ricerca, come avete visto, è proprio a 360 gradi, anche parla di turismo, parla di nuraghi, parla di epigenetica, parla dell'ambiente, parla di tutto, parla della Sardegna, parla dell'Ogliastra, parla di Perdas, parla dei centenari. E quindi benvengano queste iniziative. Io volevo appunto lanciare l'appello anche a voi giornalisti, alla stampa. È arrivato il momento veramente di lasciare qualcosa in questa terra ogni volta che venite anche voi, ossia ricerca e contenuti, non solo spettacolarizzazione, fare sempre le domande da 7 anni, le stesse domande ai nostri anziani che alla fine sono anche, insomma, vabbè, comunque, siamo contenti. Lei rappresenta l'associazione IOBS, che ci ricorda è l'acronimo di che cosa? È l'associazione che nasce nel 2016 dopo la vendita all'asta dell'INA ed è Associazione per la tutela dell'identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo. Siamo a un punto cruciale, stiamo raccogliendo, proprio ieri i comuni, per finire appunto questa vicenda, tutti i comuni hanno mandato una diffida all'utilizzo dei dati anagrafici. Comunque quella battaglia ormai è finita, noi invece adesso come IOBS siamo orgogliosi perché abbiamo iniziato la ricerca, una ricerca che tutti ne stanno parlando, la ricerca sui microbi della bocca, la ricerca sull'epigenetica, e poi soprattutto finalmente abbiamo una nuova casa. Questa casa è all'interno del poligono interforze di Perdas de Fogo, sono 400 metri quadri, l'associazione pensiamo di inaugurare verso gennaio, all'interno della quale c'è un polo scientifico. E attualmente questo polo scientifico è costituito dall'Università di Cagliari, l'Università di Sassari e l'Università del King's College di Londra. Abbiamo contatti con la Sapienza, abbiamo contatti con Tor Vergata, abbiamo contatti con il Bambino Gesù e abbiamo contatti con l'Università di Tel Aviv. Finalmente siamo contenti di poter annunciare che nasce un polo scientifico veramente importante dove? Nella terra dei centenari. Dottor Gabizza, prima di lasciare la linea alla regia le chiedo, la ricerca e le collaborazioni sono fondamentali, ricordiamo ai nostri telespettatori perché l'Ogliastra è una Blue Zone. Sì, l'Ogliastra è una Blue Zone, sappiamo tutti che il Blue Zone significa una percentuale alta di centenari, e siamo 7 anni che ci raggiungete e ci chiedete qual è il nostro segreto. Il nostro segreto, c'è chi dice di saperlo, ma sicuramente non è un segreto che può avere il riscontro scientifico. L'ambizione dell'associazione è quella di finalmente darvi una risposta scientifica. Bene, con queste considerazioni, con la ricerca e le collaborazioni, il Festival della Longevità continua e anche noi diamo la linea alla regia fra poco. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E dopo queste giornate di trekking, convention e soprattutto le sfumature del Festival della Longevità, siamo arrivati a Barisardo prima di prendere posto in quello che sarà l'ultima giornata per Das de Fogu. Barisardo, caseificio Chiai, e siamo qui con Davide. Davide, qui vediamo dei prodotti che sono quelli della tradizione, ma che abbiamo tutti i giorni nelle nostre case. Noi partiamo dal casagero, che noi produciamo il casagero, è un prodotto tradizionale che dovrebbe essere nato qua in Ogliastra, però adesso si è divulgato per tutta la Sardegna, viene prodotto in tutta la Sardegna adesso. Niente, un prodotto naturale, da lì dal casagero che dà una cagliata acida, poi per conservarlo si mette in salamoia, si viene scolato e messo in salamoia, e da lì poi avvengono tutti questi altri pietanze, piatti che sabatata strecara, facciamo i culurgioni, è un ingrediente di questi piatti. La patata strecara, dei culurgioni, della minestra di patate, della minestra di formaggio, sono tanti piatti che leggeri e comunque anche nutrienti. Serviva per un lavoratore, era quello che avevamo in casa, le cose più povere. Davide, questi piatti arrivano dalla tradizione dei nonni, dei bisnonni, ma soprattutto le transumanze, i lunghi periodi di lavorazione e soprattutto una fatica che era quella di poi portare a casa il prodotto per tutta la famiglia. Sì, sono prodotti derivati comunque dalla transumanza, perché venivano fatti. Il casagero veniva fatto maggiormente d'estate perché le temperature lo permettevano, d'inverno non riusciva a lavorare il fermento naturale che avevamo, quindi lo facevamo d'estate. D'inverno si faceva il formaggio a forme. Il formaggio a forme lo conservavamo, era un modo per conservare il latte, era il pecorino classico. D'estate si faceva il casagero. Il casagero per conservarlo lo mettevamo in salamoia. Questa salamoia, questo prodotto poi, che è il Sugasa Murgiau, lo si utilizzava per i vari piatti, nonché il formaggio pecorino, e venivano riutilizzati questi prodotti qua, nei prodotti tradizionali. La patata strecara, come ho detto prima, è il ripieno dei culurgioni, che si consumano tranquillamente. La minestra di formaggio, anche quella molto molto buona, e c'ha come base il formaggio salato e la pasta. Poi abbiamo la minestra di patate. Nella minestra di formaggio, per arricchirla ancora di più, quando avevano le galline, se c'erano le galline, ci veniva messo anche l'uovo e arricchiva ulteriormente il piatto. Ed era un ottimo piatto. Povero, adesso un ottimo piatto, che comunque si fa e si usa tantissimo qua in Ogliastra. Qualche ristorante lo sta facendo, lo propone. Però nelle case dei centenari avrete riscontro, chiedete a loro e sapranno dirvi, cioè vi diranno che cosa consumano, e questi sono tra i prodotti che loro consumano per la maggiore. La carne magari un po' meno, però questi prodotti sì, vengono consumati. Prima di continuare i nostri percorsi ti chiedo, oggi abbiamo visto questi piatti straordinari che sono abbinati alla longevità, quanto è impegnativo ma soprattutto quanto è bello portarli sempre avanti? Guarda, impegnativo mica tanto, basta ricordarsi, una volta che uno l'assaggia, quel sapore gli rimane perché sono particolari, poi dopo li assaggiamo e vedrai che sono veramente buoni, cioè ricchi di sapori, e lì poi lo ricerchi quel sapore lì perché è particolare, è leggero ma molto particolare ed è molto buono. Abbiamo raggiunto la signora Rosa Casu, e mai un cognome sardo fu così vincente, possiamo dire? Sì, è vero, mi chiamo Casu di cognome. Casu Rosa.
Da quanti anni è che fa questo lavoro e soprattutto arriva da una tradizione della sua famiglia? Sì, allora io da 50 anni faccio il formaggio. Per 20 anni l'abbiamo fatto così in casa, poi ci siamo messi regolarmente, l'abbiamo fatto con tutte le regole e sono 30 anni che lo facciamo. C'erano i ragazzi che stavano studiando, praticamente era lavoro per i nostri ragazzi, anche loro hanno studiato alle agrarie e allora mio marito ha detto cosa dobbiamo fare? Lui ce l'aveva sempre il pallino della vendita del formaggio, anche se i clienti ce l'avevamo da prima che mettessimo il caseificio. Siamo partiti già con i clienti. Ma è vero che lei adesso per questioni ovviamente di normative e regolamenti i formaggi sono etichettati, però è vero che lei solo con lo sguardo riesce a distinguere la tipologia dei formaggi? Certo, sì, li riconosco. E come fa? Li riconosco perché essendoci vissuta sempre qui, per il fatto che anche sono, cioè di cognome io faccio Casu e quindi Casu, Rosa, formaggio. Tutti i turisti mi chiedono come fare a riconoscere i formaggi e allora io dico perché io con i formaggi siamo parenti. Come sono parenti signora? Perché io di cognome faccio Casu Rosa. È nel DNA insomma, quindi bisogna mangiare sardo, consumare i prodotti del territorio e soprattutto non perdere le tradizioni. No, assolutamente. Noi cerchiamo di tenerle e anche le nuore stanno facendo questi prodotti, continuano a fare e anche amiche, ho tante amiche che continuano. I formaggi ci sono e le ricette vanno e così. Si parte da Sucasiceddu per continuare con tutti gli altri? Certo. Con il formaggio salato, con Casamurgiò si fanno tutte queste minestre povere ma buone. Il Casageru è un formaggio spalmabile, si spalma benissimo sul pane, si fa una bella colazione con pane spalmato con un po' di marmellato o miele, si fa una bella colazione. Poi si abbina benissimo gli antipasti, salumi, prosciutti e poi a mezzogiorno una bella insalata con pomodoro, origano e basilico. Si fa una bella insalata, è buono. Poi si può fare anche la scarpetta perché c'è quel bel sughetto nel fondo del piatto. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it.
Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il Festival della Longevità in Ogliastra continua, siamo a Perdas de Focu, entreremo nel storico bar Melis che ha una storia centenaria da raccontare, incontreremo anche l'assessore alla cultura di Perdas de Focu che ci spiegherà l'importanza di questo convegno e vediamo durante la giornata tutte le novità ma soprattutto le sorprese che abbiamo lasciato per voi. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Murgia, ci troviamo nel bar Melis, il bar di suo marito. Ecco, questo bar è un bar centenario, è un bar longevo. Sì. Ascolti, qui sono passati tanti giornalisti, tante persone che hanno intervistato tutti gli anziani del paese. Perdas de Focu ha tanti centenari. Sì. E ce ne sono venuti di tutto il mondo. Anche i giapponesi sono venuti. Sì. Però anche lei ha girato il mondo, vero? E quando? Dico. Sono andata in Svizzera 4 anni nella ditta della cioccolata e poi sono andata anche in Grecia che mio figlio ha sposato una dottoressa greca e ho girato lì in Grecia che il mio genero ha preso una macchina nel campo dell'aviazione e mi ha girato tutti i posti lì. Sono andata anche a San Paolo, capito? Però la Sardegna è la Sardegna. Certo, la Sardegna, però sono bravi in Grecia, lo sai, come carattere, come qui all'antico si scambiano ogni cosa tra di loro, sono bravi. Adesso la gente qui è tutta un po' cambiata, i giovani, capito? Ma se no, lì ancora sono i più bravi di qui. Senta, ma tutti cercano un po' di capire, di scoprire questo segreto della longevità, però i gesti sono quelli di quando si era bambini fino ad oggi. Certo, noi mangiavamo naturale, capito? Poi ne era venuta la guerra, quelli di Cagliari sono venuti qui, la gente che poteva scambiarsi. Quindi questo paese aveva un pastore e tutte le famiglie avevano 1 o 2 capre e andava solo questo pastore. Quindi il latte ce l'avevamo ogni giorno. Le uova ce l'avevamo come volevamo, capito? Poi facevamo il pane in casa, tutto. Facevamo la fregola, lo sa com'è la fregola? I maccheroni a casa facevamo, gli agnolotti, la buona parte di tutte cosettine di casa. Poi... Noi continuiamo il nostro viaggio, la salutiamo, la ringraziamo e come possiamo salutarci? Sì. Vabbè. Buongiorno e auguri a vivere a lungo. Quando si arriva a Perdas de Focu, il bar Melis è il centro dei centenari, possiamo dire così, col Guinness dei primati.
Sì, per Das de Vogu il bar di Zio Adolfo, così lo chiamiamo, è aperto dal 1958, era gestito da uno dei componenti Melis e quindi diciamo che è una pietra miliare per Das de Vogu. È normale che arrivare a per Das de Vogu si chiede sempre qual è il bar di Zio Adolfo. Molti ironicamente dicono magari varcando il bar possiamo anche noi avere un po' di lunga vita. Sì, è al centro del paese e la caratteristica è quella sempre di incontrarsi, di vedere chiunque, dai ragazzi agli anziani, maschi, femmine, stare un po' di tempo al bar, chiacchierare, condividere le giornate. Anche è bello sentire i racconti a seconda del periodo, quindi la raccolta delle olive, il racconto, io ho tante zucchine, ne volete, io ho prodotto più, quindi diciamo che anche la vita familiare si condivide, così come anche i dolori. Diciamo che tutte le generazioni, dai giovani ai più anziani, sono tutti insieme e c'è una condivisione. Entrando in questo bar si vede proprio che sono tutti connessi. Sì, è vero, la sensazione è quella. Io che per motivi di lavoro, per esempio, sto anche qualche settimana fuori, vado e vengo, però nel momento in cui vengo al bar, siccome sanno che sono fuori, mi dicono: hai saputo quello, guarda che è successo così, guarda che c'è questo problema, guarda che c'è. Quindi tutti condividiamo, ma dai piccoli ai grandi, è vero, sì, questo lo abbiamo sempre avuto e io spero non passi mai. Candida, che bel nome, Candida. Signora Candida, no, mi aveva messo quello mio padre. Sta rientrando dalle poste perché è andata a pagare la luce. Aspetta che... la chiamo, aspetta che chiamo. Ma questo già magato da borbiletto. Ancora vi chiedono soldi. Infatti dice, per quello già mi trovano. Mi trovano, per darmene non me ne danno. Dai, su manco sa pensione, su manco già da gatta. Però oggi ho venuta la senza vostra. Così da godere di gusto, se devo invece andare al ritiro. Fatto bene, non certo. Mi spaccio io. Signora, a che ora mangia lei? Adesso va a mangiare. Quando mi prende la fame e mangio, non mi controlla nessuno. E che cosa mangia? Che cosa le piace? Di tutto, non sono viziosa. Pasta, riso, patate, fagioli, verdure. Quello che mi chiede lo stomaco. E cucina ancora? Sì. Faccio tutto io, a pratica quindi, faccio tutto io. Quindi se io vengo a casa cucina per me? No, ospiti non li posso prendere. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, let it out and let it in. It can be terrifying. Oggi abbiamo parlato di quelli che sono gli studi in atto sulla longevità, abbiamo visto anche dei testimoni d'eccezione, come sono onorata in questo perché uno di questi testimoni è proprio la mia nonna che ha 101 anni. Va verso i 102, quindi è stata una degli ospiti del festival. Che emozione ha provato oggi con tutte queste persone che le hanno fatto delle domande della sua vita? La mia vita, ho lavorato prima al lavoro e poi il piacere. A fare così, le cose belle. Che quando facciamo tutte le cose belle siamo fratelli, siamo sorelle, siamo tutti uguali. Lei sicuramente ha tanti ricordi, anche oggi porterà questo ricordo di tante persone che dimostrano, oltre all'affetto, la curiosità per una vita straordinaria. La vita, ognuno la passa come la possa passare, però io la vita l'ho passata con il lavoro che ho fatto tanto lavoro, però non ho chiesto mai una cosa agli altri. E quando c'è il lavoro fatto, è quella la giustizia del mondo, sia per un modo sia per un altro. Siamo fratelli tutti la gente, e quando siamo riuniti è come un mazzo di fiori, di tranquillità. Ma sei contenta oggi di essere qui? Hai visto che tutti vogliono sapere come hai vissuto e tutti vogliono conoscere la vostra vita. Sei contenta? Io sono contenta della mia vita e auguro a tutto il mondo la vita la mia e la pazienza che ho avuto di tante cose. Non è vergogna lavorare. E la salute delle persone, facciamo ognuno il suo dovere, questa è la parte tua, questa è questa. Siamo tutti uguali, senza bisticciare, senza fare quello, senza fare quello. La gente è così e non ce ne deve essere di cattiveria nel mondo. E
quando c'è la tranquillità e la salute. Siamo come fiorellini così, sia per questo sia per questo. Come la natura, quindi bisogna riprendersi i tempi. Una cosa, io la voglio pulita la cosa prima di lavare. Sì, ma ascolta un attimo. Depe vai i commenti la natura è tutto. A bella bello. Tutto. E spiegasi due tutte le in cose italiano. le facciamo piano. Le cose. Quando sono fatte benissimo è tranquilla la persona. Le parole. E così. Non hai bisogno di andare correndo. Tutto piano piano. Anche i tempi del cibo, delle coltivazioni. Lei mangia come mangiava da quando era bambina, giovane? Ma non crede che io mangiavo molto, mangiavo quello che mi serve assai. E non dobbiamo dire che io ho mangiato più degli altri. No, niente. Ma Sadamata in sierro ti dava a pasa? Sadamata in sierro ti dava a pasa? Nel verno c'erano i pomodori secchi. E quando facevamo i pomodori secchi, e come erano freschi. E le era stagioni? Il sapore è sempre così. Ogni cosa che mangiamo. Se la prepariamo di giorno e di notte, anche quello c'è un sapore naturale. Ascolta, però in certe stagioni coltivi delle cose, secondo giusto? le stagioni è una cosa, secondo gli altri un'altra. Siccome fa il tempo, noi dobbiamo guardare con il tempo. E quando mettiamo una cosa dobbiamo guardare prima di metterlo nella terra. Senti, io sono a televisione cilena, quindi il tuo nome qual è? Elisa. Elisa. Annunziata? Annunziata Elisa. Elisa, raccontami, tu sei la nipote. Uno degli elementi che ci hanno spiegato della longevità, oltre all'alimentazione, è il fatto che si vive in comunità, si vive sempre insieme, quindi i nipoti si prendono cura dei nonni e così via. Mi racconti un po' com'è la vostra vita? Allora, concordo assolutamente con questo, perché la nostra nonna, appunto Annunziata, vive con noi da almeno 20 anni e quindi diciamo che da quando vive insieme a noi, prima naturalmente viveva col marito, ma l'abbiamo fatta ringiovanire perché sicuramente, come dire, stare sempre tutti insieme è un qualcosa che fa bene a tutti, cioè è vero, i nipoti si prendono cura degli anziani, ma anche noi abbiamo la possibilità di conoscere e imparare sempre da loro, perché lei per esempio per ogni occasione ha un proverbio antico che ci racconta. Adesso sono un po' emozionata, ma tra poco me ne verrà in mente uno, ve lo dirò. Come vivere tutti insieme, come vivere con i suoi nipoti, com'è la sua vita adesso? Secondo le cose che facciamo. Cosa fate? Io ne faccio tante di cose da fare. In famiglia. Come ti trattiamo? Siamo tutti ogni famiglia, ci riuniamo, dobbiamo guardare le cose che noi dobbiamo fare. È tutto di riunione, sia parenti, sia amici, sia come sia. Tutte le cose le dobbiamo fare, questa è la porzione, questa è la... tutti riuniti. E le cose quando le facciamo non ci accorgiamo quelle che abbiamo fatto, perché rimaniamo noi con quel sapore, con quelle cose. Noi siamo così, leggeri, sia questo, sia questo. A lei posso chiederlo, noi siamo qua, io vengo dal Cile, molto lontano, e siamo qua alla ricerca del segreto. Peccato che non c'è farina di fare cose, se no l'avevo preparato. Noi siamo qua alla ricerca del segreto della vita lunga. Secondo lei qual è questo segreto? C'erano tante cose, ecco queste, andiamo no, che si aiutano. Ascolta me, qual è il segreto per vivere a lungo? Vivere a lungo. Il segreto, c'è un segreto? Ma noi dobbiamo guardare il tempo che ci danno. Noi lo possiamo giudicare, il tempo. Quando si nasce e quando si dorme. Ha qualche consiglio per i giovani, per noi? Prima le cose dobbiamo fare. Dobbiamo pensare per tanti momenti della vita. E quando sono tutti pronti, basta.
Ascolta, che consiglio ci dai per vivere a lungo? E te depois fai, Bivi? Hai cimeda? Io so come Dio fai. Cioè, Io se faccio una cosa... In italiano dico. In italiano, se faccio una cosa, preparo tutto quello che mi serve per me e per gli altri. Quando sono tutti preparati, siamo tutti uguali. Se prepariamo una cosa, questa è pronta per ognuno. Ognuno si prepariamo la cosa che si deve. E siamo leggeri come la carta. Non è bisogno di correre quando facciamo le cose. Dobbiamo andare sempre piano. E quando è piano è sempre sano. Così. È belle le cose. Ci saluta con un proverbio sardo che può essere utile a tutti. Uno diciu in sardo. In sardo? Che c'è riunire ogni persona? No, uno diciu però. Uno diciu. Uno dice, io penso di fare da ricorda sa uno. Boh, io ho fatto una cosa, poi non mi ricordo. E allora le chiedo, abbiamo visto stamattina che lei ha preparato 1,5 kg di fregola, ma come la fa? Come la condisce? Io quando faccio la fregola, sì. Prima di fare la fregola mi faccio i numeri, quanti sono i numeri, e poi faccio la fregola. Poi faccio la fregola, metto l'acqua, così, la giro bene, la semola, e poi la faccio così, e c'è per il minestrone e per il brodo quell'altra più piccolina. Le metto tutte così. Poi faccio lasagne, faccio spaghetti, faccio questo, tutto in ordine, che siano asciutti per conservarli, per mangiare. Oggi mangio questo, domani mangio questo. Tutte divise le porzioni, come le faccio. Se comincio a fare una cosa, però prima di fare le cose, guarda per non cadere la sporcizia per terra. È molto importante la pulizia. Io non mi piace fare le cose così in fretta. No, correndo, io non so camminare. Quando vado piano è arrivato bene. E le cose le faccio tutte in ordine, tutto. Sia questa, questa è la porzione. Quanti figli ha avuto? 2. E nipoti? Quanti nipoti? 2 figli, e quando erano piccolini io li portavo nella bacinella in campagna e le facevo l'orto. Mettevo insieme tutto il giardino, facevo questo, però che li faceva la coppa così. Rimane qui, fai battimane che dicevo io. Ha sempre vissuto qui? È una parte di tante cose. Senti, ascolta la domanda. Ha sempre vissuto in questo paese? Sì, ogni cosa a fare così. Nonna, hai sempre vissuto in questo paese? Dove io sono andata in questo paese e sono andata anche agli altri posti. Mi dice, cosa stai facendo? No, ascolta. Però hai vissuto sempre qui, sei andata a lavorare fuori, no? Però dove hai vissuto? Una parte di lavoro io. Dove hai vissuto? Io sono andata a tanti posti a fare il lavoro. Però facevo come volevo, se gli piaceva, se no, fallo tu. Arrivederci. Professor Terziani, un convegno qui a Perdas de Fogo che ha rappresentato l'unione tra la scienza e la natura. Una delle grandi iniziative di questa terra, dove è possibile capire e consapevolizzare quanto sia importante nella longevità, nella salute, la vera prevenzione. Come possiamo conservare l'eredità che ci hanno lasciato queste persone straordinarie che hanno creato la storia, no, della Sardegna, in questa terra specifica. Ma cosa possiamo fare noi per le future generazioni? Perché poi alla fine quello che conta è salvaguardare le future generazioni. Quando non avevo più i longevi, quando non avevo più queste persone, cosa faremo? Beh, allora incominciamo a parlare di scienza, di ricerca, grazie all'Università di Sassari e all'associazione, riusciamo a mettere insieme quelle informazioni per dire cosa sta danneggiando
la salute delle future generazioni, come possiamo proteggerle, come possiamo capire quello di cui hanno bisogno. E questo che penso che sia un fattore determinante nel migliorare la qualità della vita delle persone, aggiungere vita agli anni e nello stesso tempo aggiungere qualità della vita agli anni. E questo penso che sia la sfida che ci deve animare tutti insieme, creare un'alleanza forte proprio per aiutare le persone a vivere meglio. Da un punto di vista tecnico abbiamo visto i dati che lei ha presentato, soprattutto quelli gap, quelli che insomma creano la difficoltà maggiore. Qual è la strada da perseguire per migliorare non questi dati, ma per migliorare l'approccio ai dati stessi? Beh, innanzitutto guardare in faccia la realtà, cioè i dati, sono importanti e questi dati devono arrivare a chi poi deve prendere decisioni per incominciare a cambiare questo percorso. Cioè dobbiamo invertirlo, perché c'è denatalità e il professor Luigi Montano, uno dei più grandi esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana, ci dice attenzione, c'è un calo di fertilità importante, denatalità, non nascono più i bambini. Perché? Perché c'è un impatto ambientale che sta programmando la vita e la salute delle future generazioni a partire dalla salute dei padri e delle madri prima del concepimento. Quindi dobbiamo partire da lì per salvaguardare cosa? Questa eredità straordinaria che abbiamo, soprattutto in questa terra, che è quella del DNA mitocondriale più che del DNA, i mitocondri, la salute delle cellule. Ecco, con tutti questi fattori per salvaguardare proprio la natalità. Dobbiamo aumentare la possibilità, anche con scelte consapevoli politiche, perché poi ci vogliono anche mettere dei servizi per queste persone che poi le faccia restare nella terra e credere in un progetto. Ecco, ci vuole un progetto a lungo termine, proprio per le future generazioni. Cristian D'Antonio, abbiamo raggiunto Perdas de Fogu, il paese dei centenari, e siamo arrivati dopo alcuni giorni del Festival della Longevità, un percorso straordinario. Le tue impressioni? Bene, qui è proprio l'epicentro di quello che sta succedendo in Sardegna in questi anni e siamo stati dei privilegiati a conoscere i centenari, ma soprattutto vedere anche il contesto in cui si muovono, il modo in cui vivono, mangiare le loro prelibatezze, che sono dei cibi molto semplici ma chiaramente che si trovano solo qui, e quindi ci siamo fatti un'idea abbastanza precisa di che cosa contribuisce alla loro longevità. E adesso la sfida, secondo me, è vedere se le nuove generazioni stanno in qualche modo imparando da queste persone o stanno prendendo pieghe diverse. C'è un episodio che ti ha colpito particolarmente di queste giornate, anche qui oggi? Beh, abbiamo incrociato una signora di 95 anni che tornava a casa dopo aver pagato la bolletta della luce in perfetta solitudine, ma devo dire in perfetto stato di salute, nel senso che lei si è fermata a parlare con noi ed era contenta di tornare a casa e trovare la sua famiglia per cui lei stava cucinando. Quindi questo episodio secondo me ci ha dato la dimensione di quanto si possa essere utili agli altri anche in prossimità dei 100 anni, ma quanto si possa essere in buona salute e in gamba anche stando da soli. Festival della Longevità, siamo giunti a Perdas de Fogu, il paese dei centenari, e siamo giunti anche alla conclusione di questo press tour che ha visto Alessandro Aramo, giornalista accompagnatore. Alessandro, sono state delle giornate con delle emozioni intense. Beh, abbiamo vissuto intensamente dei giorni con un gruppo di giornalisti provenienti dalla Sardegna, dall'Italia, anche dall'estero, c'era la TV cilena. Abbiamo cercato di raccontare, ognuno cercherà di raccontare qual è il segreto della longevità. Abbiamo scoperto che in realtà non c'è un segreto, ci sono tanti fattori che sono legati a come si vive in questo territorio, dall'enogastronomia allo stile di vita, a una cultura agropastorale, a un ambiente sano, anche a un'emozione che le comunità vivono. Qui si parla veramente di comunità emozionali e sentimentali, al fatto che c'è un'affettività che non lascia mai da soli gli anziani, e questo è un valore aggiunto proprio tipico di questi paesi. Il nostro obiettivo appunto è far sì che la longevità diventi un attrattore
straordinario di persone, di economia, di turismo, ma anche un attrattore di cultura, scambio anche di culture. Abbiamo visto la realizzazione di questo festival con la collaborazione fortemente voluto dal Consorzio Industriale dell'Ogliastra, ma tutte le comunità si sono riunite in modo coeso, convegni, seminari, show cooking dei ragazzi dell'alberghiero di Tortolì, ma soprattutto tutte le sfumature dell'identità, ma possiamo dire con una tradizione identitaria davvero umile. Assolutamente, abbiamo gli organizzatori, il Consorzio Industriale della provincia d'Ogliastra ha coinvolto le comunità, i comuni, le aziende che si occupano dell'enogastronomia ma anche delle escursioni, li ha coinvolti in una direzione ben precisa. Raccontare il territorio, raccontarlo nella sua complessità, nella sua completezza, ma raccontarlo anche negli elementi più veri e più semplici di questo paese. Oggi noi siamo qui a Perdas de Fogu, il paese dei centenari, abbiamo incontrato zia Assuntina, 101 anni, sta per compiere 102 anni e ci ha raccontato, dice, che noi dobbiamo sforzarci a vivere lentamente, con semplicità, insieme agli altri, e forse veramente più del cibo, più di altro, è proprio questo fattore sociale, è veramente un segreto. E il consorzio della provincia d'Ogliastra, il consorzio industriale della provincia d'Ogliastra, forse ha veramente colto nel segno quando ha costruito un programma di eventi pieno, ricco, che coinvolge il ragazzo di 10 anni, di 15 anni, fino appunto al centenario, cercando di raccontare tutte le sfumature di questo fantastico territorio che è unico al mondo, unico al mondo. E allora, nel ringraziare tutti i protagonisti di queste giornate del Festival della Longevità, ringrazio il nostro Antonio Carta e tutti i collaboratori, quelli che ci hanno fatto sentire centenari per qualche giorno, e tornate in questi posti, non solo per i festival, qui è open tutto l'anno. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum, da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery.
steady on down the line. Lose every sense of time, take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how love. Da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum, da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.